Preside, un nuovo indirizzo di studi dal prossimo anno partirà qui presso l'Istituto Leonardo, quale? Sì, oggi con grande emozione, perché alla base ci sta davvero un lavoro di ricerca importante fatto pensando al futuro delle nuove generazioni. Inauguriamo il liceo Scienza dei Dati e Intelligenza Artificiale. È un liceo che viene incardinato, una curvatura che viene incardinata nell'indirizzo scientifico del nostro liceo, che va ad arricchire qualitativamente il già importante pacchetto di percorsi che il liceo scientifico Leonardo oggi offre al territorio, ai ragazzi del nostro territorio, ed è un liceo che nasce grazie all'adesione del liceo Leonardo alla rete nazionale dei licei Scienza dei Dati e Intelligenza Artificiale. È una rete che conta 20 istituti in tutta Italia, che ha una scuola capofila a Monfalcone, ed è una rete che ha scelto il liceo Leonardo per rappresentare questa nuova opportunità di formazione nel territorio in Sicilia. Si tratta di una offerta formativa che ovviamente guarda al futuro, lo dice la stessa intestazione di questo nuovo percorso. Sappiamo bene quanto l'intelligenza artificiale ormai connoti il futuro di qualsiasi ambito lavorativo, e se pensiamo che i bambini che oggi hanno 5 anni saranno i lavoratori della seconda metà del XXI secolo, diciamo che abbiamo sentito il dovere di farci trovare in qualche modo pronti, e per farci trovare pronti dovevamo entrare nel campo dell'intelligenza artificiale. Con questo percorso noi andiamo ad arricchire il curriculum del liceo scientifico con 2 discipline che sono appunto data science e intelligenza artificiale, che implementeranno l'orario curriculare del liceo scientifico e cureranno i settori appunto di sviluppo dell'analisi dei dati, quindi del trattamento dei big data, che oggi diciamo rappresentano davvero il futuro di qualsiasi contesto lavorativo, se noi pensiamo alla domotica, ai sistemi intelligenti, ma soprattutto vorrei dire, se pensiamo a quelle che saranno le professioni del futuro. Mi piace per esempio condividere con i nostri ragazzi il fatto che da un'analisi delle 20 professioni più richieste nel 2022 al primo posto c'è senz'altro quella degli analisti di dati e scienziati. Ritroviamo gli specialisti in intelligenza artificiale, gli specialisti dei big data e via via gli analisti della cyber security, gli ingegneri di robotica. Insomma, sono situazioni per cui il liceo Leonardo non poteva non farsi trovare pronto, proprio per garantire al territorio un'offerta formativa al passo con i tempi.